Fate tornare qua i bambini che gli facciamo un altro applauso per questa bellissima danza. Sorella Zilda, puoi venire qua anche te poi? Adesso la sorella Zilda ci rivelerà che cos'è che abbiamo appena visto, perché non saprei dirlo bene come me l'ha spiegato prima lei. Sorella Zilda, puoi venire qua un attimo per piacere? Potresti dire alla Chiesa cos'è che abbiamo appena visto, come me l'hai spiegato prima? Graça e paz a tutti. É a celebração de Israel, a celebração depois da Páscoa. É o povo, quando o povo de Israel se reúne para celebrar o Senhor, para se alegrar, para agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas misericórdia, pela saúde, pela paz. È la celebrazione di Israele per ringraziare Dio per tutto. Ok, proprio la celebrazione dopo la Pasqua che fa il popolo di Israele per allegrarsi, per festeggiare Dio per le vittorie che gli ha dato. Possiamo fare un altro applauso a questo gruppo di ballerini, attori, bravissimi, che ha fatto venire voglia di ballare tutta la Chiesa. Grazie mille ai nostri piccoli, grazie alle maestre, è stata una bellissima celebrazione, visto che abbiamo appena passato la Pasqua, hanno voluto omaggiare la Chiesa e soprattutto Dio con questa bellissima rappresentazione. Io non ballo, ma vi assicuro che con questa musica mi sono sentito proprio catturato, avrei voluto alzarmi anch'io a ballare, ma grazie a Dio non l'ho fatto, se no uscivate voi. Prego, grazie bambini per essere stati qua, aver fatto questa bella rappresentazione, potete tornare a cambiarvi. Io voglio dare ancora qualche avviso alla Chiesa prima di ritornare ad adorare con questa gioia il nostro Signore. Questa sera, dopo il culto, ci sarà il worship pray, puoi presentarlo velocemente, Gabi, grazie. Amen. Per quelli che non sanno cos'è Worship Pray, è un incontro che noi facciamo una volta al mese in cui ci riuniamo e abbiamo studiato un testo della Bibbia, un brano, in cui noi questa sera ci riuniamo per pregare, intercedere su questo brano e poi lasceremo che lo Spirito Santo ci guidi in un momento di lode e adorazione a Dio. Quindi se anche chi non ha dato già la conferma, se vuole fermarsi qua, sarà alle 11, quindi avrete un'ora di pausa dal culto all'incontro e ci farebbe molto piacere avere la vostra presenza. Ok, questa sera tra l'altro c'è la cucina, quindi potete fermarvi dopo il culto, mangiare qua qualcosa e dopo partecipare a questo worship pray per ricercare il volto di Cristo attraverso l'adorazione. È un momento veramente bello di presenza dello Spirito Santo. Se non ti sei mai fermato e oggi vuoi fermarti, gloria a Dio. Se oggi non riesci a fermarti, programmati già per il prossimo worship pray. È un momento in cui veramente sentiamo tanto la presenza di Dio attraverso la musica, ma soprattutto attraverso lo Spirito Santo, quindi non perdere questa occasione. Domani ci sarà la nostra feijoada, spero che tu abbia già dato il nome, altrimenti penso che sia troppo tardi. Confermato che è troppo tardi? È confermato che è troppo tardi. Chi ha dato il nome può già fare il pagamento anche questa sera dopo il culto, però con la missionaria Giosiane, con la missionaria Katia o eventualmente anche con Tainara che è sempre là dietro. E domani ci vediamo qua a mezzogiorno per partecipare a questa bellissima festa. Sono sicuro che sarà un pomeriggio di grande essere Chiesa, di grande essere uni in Cristo. Abbiamo ancora 2 avvisi se non sbaglio. Allora, puoi mettere prima quell'altro, per piacere.
quell'altro che sarebbe del sabato. Vabbè, finché ci proviamo a mettere quell'altro, intanto vado presentandoli. Allora, il 20 e 21 maggio, che saranno sabato e domenica, sarà qua con noi il pastore Paolo Pereira. Chi è il pastore Paolo Pereira? Il pastore Paolo Pereira è un pastore, oggi diciamo in semi-pensione perché non si ferma mai in realtà, di una chiesa in Svizzera. È una chiesa di più di 2000 membri, è una chiesa molto grande, una chiesa molto influente in Svizzera e con tanti membri di tantissime nazionalità. Ci ha raccontato alcuni aneddoti sulla loro chiesa perché veramente sono tante nazionalità. Sapete che la Svizzera ha persone che parlano francese, altri tedesco, altri italiano, in più loro sono una chiesa brasiliana, quindi portoghese, ci sono spagnoli, c'è veramente un grande miscuglio, una bellissima realtà. E questo pastore sarà qua con noi questi 2 giorni. Abbiamo conosciuto questo pastore attraverso il nostro grande amico pastore Emerson, che se vi ricordate è stato qua l'anno scorso all'anniversario della chiesa, se non sbaglio, a portare una parola per noi e ci sta aiutando molto per la visione della chiesa. Il sabato farà un culto per tutta la chiesa, faremo il culto per tutta la chiesa, nel quale lui predicherà e porterà la sua testimonianza. È una testimonianza di vita molto forte e quello che anche lui mi ha chiesto, ha detto: guarda, so che verranno tutti i fratelli della chiesa, ma la mia testimonianza è una testimonianza con cui Dio mi usa molto per raggiungere persone che non sono credenti. E quindi ha detto: fai un invito ai fratelli, alle sorelle della chiesa di invitare qualcuno magari della loro famiglia che ancora non ha conosciuto Gesù, qualche amico che ancora non ha conosciuto Gesù, qualcuno che è un po' incerto, perché la testimonianza che io darò, quello che Dio ha fatto nella mia vita, è qualcosa che cambia molte volte gli animi delle persone. Per questo motivo io vi giro questo invito. Eccolo qua, il culto del sabato sarà il 20 maggio, sabato 20 maggio. Invitate qualcuno che ancora non conosce Gesù a partecipare con noi. Invitate qualcuno che è incredulo, invitate qualcuno che è lontano da Dio, perché probabilmente sarà il giorno in cui Dio vorrà riportarlo a Lui. Amen. Mentre la domenica, che è l'altro banner, sarà un incontro per i solo operai. Quindi gli operai della Chiesa saranno non invitati, saranno quasi obbligati la domenica mattina a venire. Sarà un incontro per gli operai, non sarà una riunione ma sarà proprio un seminario con questo pastore e è necessaria la presenza di tutti gli operai. Lo scriveremo ancora sui gruppi, lo ripeteremo nei prossimi culti, ma abbiamo già voluto lanciare questo seme affinché entri dentro la testa e il cuore di tutti quanti noi di partecipare il sabato sera al nostro culto e la domenica per tutti gli operai alle 9 di mattina qua in chiesa per fare un incontro molto importante per la nostra chiesa. Amen. Penso che gli avvisi siano finiti, è così. Vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte, poi continuiamo ad adorare il nostro Signore. Tu che oggi hai portato la tua offerta alla casa del Signore, sei libero di portare questa tua forma di adorazione. Ci sono le missionarie là dietro con il post, tu che vuoi portare oggi l'offerta con il tuo bancomat, con la tua carta per avere questa comodità. Troverete là dietro la missionaria Giosiane. Facciamo una preghiera in questo momento perché Dio possa benedire le nostre case. Non pensate che Dio benedirà le vostre case se voi oggi porterete la vostra offerta, se voi oggi porterete la vostra decima, perché non è così. Dio non vi benedirà se voi portate la decima. Ma io credo che portare la vostra offerta sia un segno di riconoscimento a Dio e che Dio guardi anche questo. Sono sicuro che come Dio non fa mancare nulla agli uccelli del cielo, non farà mancare niente neanche a te e alla tua casa. Questa è la parola del Signore e io credo nella parola del Signore. Per questo in questo momento sei benvenuto a portare la tua offerta alla casa del Padre. Padre, nel nome di Gesù, io Signore ti prego in questo momento per le nostre decime, per le nostre offerte, Signore, di consacrarle, benedirle, Signore, che possano essere
pure e che salgano come un profumo gradito dal tuo trono di grazia che è su nel cielo. Io ti chiedo, Signore, di benedire ogni persona che è qua presente, ogni casa, ogni famiglia, Signore, ogni persona che oggi sta lavorando, benedicila nel suo lavoro, e coloro che non stanno lavorando, Signore, porta prosperità ugualmente alla sua casa, nella tua multiforme maniera di agire. Io ti chiedo, Dio, Signore, che tu possa venire a provvedere ad ogni nostra necessità, così come dice la tua parola, sono sicuro che tu farai. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Fedeltà dimostri in me i miracoli che fai per grazia. Sento la tua mano in ciò che io non vedo. Dio sei tu, Dio sei tu. Sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me. Posso fare vivere, ma so che il tuo nome fa risorgere. Io darò tutta la gloria all'unico, a te Gesù, a te Gesù. Credo che sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me. Sei un Dio di miracoli. Visto male sparire, i giganti arrendersi, la mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto morti vivere e il mare aprirsi a me,
La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo famiglie riunite che lontano ritornare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Anime salvare e il tuo fuoco battezzare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto male sparire, i giganti arrendersi. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Ho visto morti vivere e il mare aprirsi a me. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo famiglie riunite che lontano ritornare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo anime salvate e il tuo fuoco battezzare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Vedo nazioni risvegliate e la salvezza arrivare. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Questo mondo ti vedrà e la tua gloria regnerà. La mia fede sta in te, la mia fede sta in te. Credo che sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie. I miracoli vedrò, sei buono con me. Sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie. I miracoli vedrò, sei buono con me. Sei un Dio di meraviglie. Alza la tua voce e dichiara a Dio, tu sei un Dio di meraviglie e io vedrò i tuoi miracoli. Tu sei. Sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie. I miracoli vedrò, sei buono con me. Oh, alleluia. Sapete, prima che inizi il culto, noi della Lode saliamo sempre qua a fare una preghiera prima che inizi il culto. E mentre io stavo pregando, Dio mi ha portato in mente questa canzone, un Dio di meraviglie. E io ti invito oggi a guardare la persona che hai di fianco a te. Guarda pure la persona che hai di fianco a te. Guarda tutte le persone che stanno qua. Magari per noi un miracolo è qualcosa di molto grande. Magari i miracoli è soltanto quando Dio cura qualcuno, quando Gesù risuscitava i morti, quando Gesù curava le persone. Questo sì sono miracoli, ma noi viviamo i miracoli di Dio ogni giorno della nostra vita. Solo il fatto che tu sei qua oggi, questo è già un miracolo, perché chissà quante cose avrebbero potuto succedere, quanti incidenti, quanti decreti di morte erano sulla tua vita e tu oggi sei qua e sei un miracolo di Dio. E magari tu non conosci la storia della persona che è di fianco a te, ma io ti assicuro che anche lei è un miracolo di Dio qua. Siamo tutti dei miracoli perché noi non dovevamo più essere qua. Noi avevamo già un decreto di morte per via dei nostri peccati. Anche prima che nascessimo non eravamo peccatori. Ma oggi questo decreto è stato annullato per il sangue di Gesù. E oggi noi possiamo sperimentare giorno dopo giorno la bontà di Dio. Noi possiamo sperimentare giorno dopo giorno i miracoli di Dio. E in nome di Gesù sì, noi viviamo miracoli e vivremo ancora di più. Noi vedremo le acque aprirsi davanti a noi, i giganti cadere. Quando noi parleremo, quando noi pregheremo in nome di Gesù, persone saranno curate, persone sentiranno lo Spirito Santo
possiamo miracoli. Dichiara sei un Dio di meraviglie. Sei un Dio di meraviglie. Sei un Dio di meraviglie. I miracoli vedrò. Sei buono con me. Sei un Dio di meraviglie, sei un Dio di meraviglie, i miracoli vedrò. Può dichiara ancora, sei un Dio di meraviglie. Sei un Dio di meraviglie, Alza la tua voce e dichiara la tua gratitudine, perché Lui è un Dio di meraviglie. sei buono. Tu sei un Dio di meraviglie. Miracoli vedrò, Sei buono con me, sei buono con me, sei buono con me. i miracoli vedrò. Sei buono con me, sei buono con me, sei buono con me. I miracoli vedrò, Sei buono con me. Alleluia. Sto sentendo la Gabi che parlava di Dio non fa solo miracoli di guarigione, Dio fa piccoli miracoli ogni giorno. Mi sono ricordata di un episodio che è successo questa settimana con me, con Enrico. Voi sapete che io non sto lavorando perché Enrico lavora e quindi sarebbe troppo tutti e due lavorare. Per questa settimana qualcuno mi aveva chiamato per lavorare e io ho detto dai, faccio solo questa settimana e solo per così, per prendere un po' di soldi in più, perché voglio andare in un posto, quindi mettevo quei soldi da parte. E mai nessuno aveva chiamato noi per fare una visita di mattina. Mai nessuno. E quella settimana qualcuno ci ha chiamato. Noi avevamo fatto già 2 visite questa settimana che è passato e ci hanno chiesto un'altra visita di mattina. E io sapevo che dovevo lavorare quel giorno, ma lo Spirito Santo ha detto: sono io che sostengo la sua famiglia, sono io che prendo cura della tua famiglia, tu fai la mia volontà, che io prendo cura della tua famiglia. E ho detto va bene, sì, noi ci mettiamo d'accordo, noi andiamo. Ho detto a Enrico, ma tu non dovevi lavorare? Ho detto sì, ma Dio sa delle cose. E siamo andati, e questo giorno non sono andata a lavorare e siamo usciti a Enrico, dovevamo fare tante cose della chiesa, dovevamo aspettare un tempo. Pensate un po', noi siamo fermati proprio davanti a un sushi, il sushi preferito di Enrico. E Enrico ha detto, noi non siamo in questo momento, non possiamo spendere, vogliamo venire un giorno solo con i bambini, quindi... Ma dobbiamo aspettare 2 ore, che cosa facciamo? Aspettiamo in macchina? No, andiamo lì a mangiare, dai, andiamo lì a mangiare. Dio sai quella fede che ti viene così, andiamo lì a mangiare. Noi siamo entrati, abbiamo mangiato, ci hanno messo un tavolino, solo noi 2 così vicino alle persone che cucinavano. E siamo stati lì, abbiamo mangiato, abbiamo stato lì per 1 ora e mezza, 2. E dopo un po', quando stavamo quasi finendo, una ragazza è andata a prendere un piatto e ha fatto cadere il piatto per terra e è venuto sulla camicia di Enrico dei piccoli pezzettini di mango. È venuto sulla sua camicia e si è sporcato un po'. Niente che non si possa lavare, vero?
siamo stati tranquilli. Enrico ha detto non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Solo che, fratelli, voi avete mai visto un cinese regalare? È molto difficile che un cinese regali qualcosa. E quando noi siamo arrivati alla casa ha detto non c'è bisogno di pagare, è per nostro. Enrico ha detto come? Enrico non c'è problema, no. Enrico scusati. Enrico non c'è problema. Ha detto non c'è bisogno di pagare. E Enrico guardava così. E poi potete non credere, ma io vedo la mano di Dio in tutto. Eu vedo i miracoli del Signore che agiscono in nostro favore. Eu vedo Dio che prende cura della nostra famiglia. Eu vedo Dio che si importa dei tuoi momenti. Eu vedo Dio che in ogni momento sostiene. Dio a volte ci chiede cose che noi non capiamo. Dio ci manda in direzioni che noi non capiamo. Ma mai è mancato niente. E Dio ci fa questi regali. Dio ci fa questa sorpresa. Perché nostro Dio è un Dio di meraviglia. Lui non fa solo miracoli grandi, ma oggi forse Lui è venuto qua, tu sei venuto qua e Dio ha un miracolo nella tua vita per farlo. Forse è piccolo, forse è cambiare qualcosa che per te è impossibile, ma Dio lo può fare. Sono piccole cose tutti i giorni che Dio lo fa. Io vedo Dio, io vedo la mano di Dio agindo. Io vedo la mano di Dio che restaura le famiglie. Questa canzone dice vedrò famiglia riunita. Quante volte noi ci desesperiamo, ma il Signore può compiere nella tua vita, può compiere queste meraviglie. Il Signore può trasformare, il Signore può cambiare. Io voglio che tu canti ancora l'inizio di questa canzone, John. E io volevo che tu cantassi insieme. Che io vedo la mano di Dio in tutto ciò che succede nella mia vita. Noi possiamo essere sensibili allo Spirito Santo. Noi possiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo e essere obbedienti, anche se forse per noi sembra di perdere qualcosa. Dio non ci fa mai perdere niente. La tua fedeltà dimostri in me. I miracoli che fai. I miracoli che fai per grazia in me. Vedi la tua mano. Sento la tua mano in ciò che io non vedo. Dio sei tu. Dio sei tu. Cantiamo di nuovo all'inizio. La tua fedeltà dimostri. I miracoli che fai per grazia in me. Sento la tua mano in ciò che io non vedo. Dio sei tu. Dio sei tu. Sei un Dio di meraviglia. Sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia, i miracoli vedrò, sei buono con me. Eu volevo invitare te a questo momento che há qualcosa che sia piccolo o sia grande, tu vai vedere l'agire di Dio. Eu ti invito a venire qua davanti, noi pregheremo insieme. Ti invito a muoverti del suo posto come un passo di fede e dire: Signore, io vedo la tua mano in ciò che io non posso vedere oggi. Io vedo il tuo agire in ciò che io non posso vedere. Ti invito a venire qua davanti in questo momento, che noi pregheremo insieme, perché le meraviglie e i miracoli di Dio succedono in questa chiesa, perché le meraviglie di Dio succedono nella tua vita, per i cambiamenti che noi stiamo cercando. Signore, a tua mano in ciò che io non vedo, Signore.
a tua mano em ciò che io non vedo, Signore. Eu posso não vedere, Senhor. Eu posso não vedere, Senhor, mas o Senhor está agindo, Padre. Nós possiamo não vedere, Senhor, ma Tu sei fedele, Pai, in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni situazione. A Tua fedeltà, Signore. Oh Spirito Santo. Spirito Santo, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome di Jesus, Pai. Noi dichiariamo questa sera, Padre, che loro usciranno, che noi usciremo di qua, Signore, credendo ancora di più che Tu sei un Dio che può fare, Signore, che Tu sei un Dio che può fare infinitamente di più, Signore, che Tu sei un Dio che può fare, Signore, anche se noi non vediamo, se noi non capiamo, Signore, Tu sei un Dio che può fare, Signore, Tu sei un Dio che può agire, Tu sei un Dio che fa meraviglia, Padre. La Tua fedeltà Tu ci dimostri ogni giorno, Signore. Forse non vediamo, Signore, ma il Signore sta facendo, Signore. E noi dichiariamo, Signore, che la Tua fedeltà, Signore, sarà vista nella Tua Chiesa, Signore. In ogni difficoltà che ognuno sta mettendo davanti a Te, Signore. In ogni cosa che ognuno sta mettendo davanti a Te, Signore. In ogni difficoltà che ognuno sta mettendo davanti a Te, Signore. In ogni cosa che per loro è impossibile. In ogni cambiamento che per loro è impossibile, Signore. E in nome di Gesù, Padre, noi dichiariamo a vittoria, Padre. Noi dichiariamo montanhe che cadranno per terra, Signore. In nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù, Padre. In nome di Gesù, Padre. Noi dichiariamo vittoria, Signore. Noi dichiariamo vittoria, Signore. Noi dichiariamo vittoria, Signore. Noi dichiariamo vittoria. Noi dichiariamo vittoria, Signore, sulle famiglie, Signore. Noi dichiariamo vittoria sulle case, Signore. Noi dichiariamo vittoria su quel documento, Signore, che non sta uscendo, Signore. Noi dichiariamo vittoria sulle porte aperte, Signore. Noi dichiariamo vittoria, Signore, su quel lavoro che noi vogliamo cambiare, Signore. Noi dichiariamo vittoria, Signore, sui nostri figli, Signore, sulla mente dei nostri figli, Signore. Noi dichiariamo vittoria, Signore, su questa Chiesa. Noi dichiariamo vittoria sulle famiglie. Noi dichiariamo vittoria, Signore, perché Tu sei un Dio che fa meraviglia. Tu sei un Dio che compie, Signore, cosa impossibile. Tu sei un Dio che può, Signore, con soltanto la Tua mano, Signore, dichiarare e rialzare, Signore, la nostra vita e cambiare la nostra struttura, Padre. In nome di Gesù, Signore. Noi dichiariamo vittoria sulla Tua Chiesa, Signore. Noi dichiariamo vittoria, Signore. In nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù, Signore. In nome di Gesù. In nome di Gesù, Padre. In nome di Gesù. C'è potenza, c'è potenza, c'è potenza, c'è potenza. C'è potenza nel Tuo nome. C'è un cambiamento nel Tuo nome, Signore. C'è trasformazione nel Tuo nome, Signore. C'è il nome di Gesù. C'è potenza nel Tuo nome, Signore. Vedrò. C'è potenza nel Tuo nome. Sei buono con me. Sei un Dio di meraviglia. Sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò. Sei buono con me. Sei un Dio di meraviglia. Sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò. Sei buono con me. Sei buono con me. I
nostro Dio è un Dio di cambiamento. Il nostro Dio è un Dio di trasformazione. Il nostro Dio è un Dio che cambia situazioni. Il nostro Dio è un Dio che cambia cuori. Il nostro Dio è un Dio che cambia pensieri. Che la tua preghiera questa sera non possa essere stata non Dio cambiami come io voglio, ma Dio cambiami come tu mi vuoi. Dio può cambiarti. Amen. Io ti invito a sederti in questo momento. Aprire la tua Bibbia. Nel Vangelo secondo l'Apostolo Giovanni. Al capitolo 8. Amen. Giovanni 8, versetto 12, dice così. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io ti prego, Signore, per questa tua Chiesa, per queste tue figlie, per questi tuoi figli che hanno la necessità, Signore, di un cambiamento, come abbiamo appena pregato, un cambiamento che possa venire da te, per te e secondo la tua volontà. E io ti chiedo, Signore, se la tua volontà è che questa sera, Signore, la parola che tu ministrerai alla Chiesa possa essere una parola che cambi molti cuori. Vieni a fare questo nelle nostre vite oggi. Purificami, perdonami da ogni peccato per rendermi capace di predicare, Signore, il tuo Vangelo questa sera, e benedici la tua Chiesa con ciò che tu vuoi in mezzo a noi. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siamo entrati la settimana scorsa, se vi ricordate, in una nuova serie di alcune settimane intitolata Io sono. Perché io sono? Perché, come abbiamo detto la settimana scorsa, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, per 7 volte Gesù si presenta a noi dicendo io sono. Non voglio stare qua a fare tutta l'introduzione che ho fatto l'altra volta, perché il culto sta già per finire, ma prenderò questi ultimi minuti per lasciarvi un messaggio che spero possa avere un senso per la vostra vita. Ma abbiamo visto la settimana scorsa il primo di questi 7 io sono, ovvero io sono il pane di vita eterna, io sono il pane che è disceso dal cielo. Oggi noi vedremo altri io sono e vedremo come questi io sono possono cambiare la nostra vita e possono dare, se possibile, un nuovo scopo alla vita di ognuno di noi. Il secondo in ordine cronologico di questi 7 io sono di Gesù lo troviamo proprio in Giovanni 8,12, come abbiamo appena letto, quando Gesù si presenta a noi una seconda volta, dicendo questa volta: io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. Gesù è luce. Gesù è la luce del mondo. Giovanni nel capitolo 1 in realtà lo presentava come la luce vera che illumina ogni uomo. Nel Vangelo di Giovanni noi vediamo tante volte la contrapposizione tra luce e tenebre, e quando Giovanni parla di luce solitamente
parla della parola di Dio, parla della santità, parla di grazia. Quando parla di tenebre invece parla di falsità, di menzogne, parla di peccato. E vediamo tante volte nel Vangelo di Giovanni questa dualità, questa contrapposizione tra luce e tenebre, come non lo vediamo in nessun altro libro del Nuovo Testamento. Ma qua nel capitolo 8 Gesù non semplicemente ci parla di luce, ci parla di Gesù. Scusate, Giovanni non ci parla semplicemente di luce, ma ci parla di Gesù come luce. E che cosa fa la luce? La luce illumina, giusto? E come questo illuminare di Dio può avere un significato nelle nostre vite? Cos'è che Gesù illumina nelle nostre vite? Cos'è che può fare? La prima cosa che Gesù può fare come luce del mondo, come luce per le nostre vite, è far scomparire le tenebre. Gesù come luce fa scomparire le tenebre della nostra vita. Pensate di essere in una stanza completamente buia, come tante volte ci capita di notte, no? Cos'è la prima cosa che facciamo? Solitamente prendiamo il telefono, accendiamo una lucina, giusto? E per quanto la stanza sia così grande e ci sia tanto buio e la luce del telefono sia piccola come un telefono, la luce brilla ugualmente. Le tenebre non possono spegnere quella luce. Questa stessa cosa ce la dice sempre Giovanni parlando di Gesù al capitolo 1, dicendo: in principio era la parola era con Dio, la parola era Dio e ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui e niente è stato fatto senza di Lui. Ma continua dicendo: in lei, cioè nella parola, era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Le tenebre non possono vincere contro la luce. Così come le tenebre della tua cameretta, della tua camera, non possono oscurare la luce del tuo telefono. Così mai le tenebre possono vincere come la luce, contro la luce. Forse tu oggi stai pensando alla tua vita come una vita piena di tenebre. O forse tu oggi conosci una persona, magari nella tua casa, magari nel tuo lavoro, che vive una vita piena di tenebre. Abbiamo appena detto che cos'è spiritualmente la tenebra. È falsità, è peccato, menzogna. Tutte queste sono tenebre. E forse tu stai vivendo questa condizione. Il Vangelo di Gesù oggi ti dice che la luce vince contro le tenebre. Gesù vince contro le tenebre della tua vita. Non c'è nessun peccato, non c'è nessuna situazione oscura che tu hai vissuto, che tu stai vivendo, che possa competere contro il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce. Il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce è sufficiente per vincere contro ogni tenebra della tua vita, per vincere contro ogni peccato che tu hai commesso. Nel momento in cui tu ricevi Gesù nella tua vita, il suo sacrificio è sufficiente per essere luce in mezzo alle tenebre, una luce che le tenebre non possono vincere. Questo è quello che fa Gesù come luce nella nostra vita. Per quanto abbiamo vissuto una vita intera nel peccato, per quanto abbiamo vissuto una vita intera di falsità, per quanto a volte ancora noi cadiamo nell'errore, il sacrificio di Gesù è sufficiente per far brillare una luce in mezzo alle tenebre della nostra vita. L'Apostolo Paolo scrive così: dove è abbondato il peccato, è sovrabbondata la grazia. La luce di Gesù è sufficiente per sconfiggere ogni peccato della nostra vita. La luce di Gesù è sufficiente per salvarci. Questo è quello che fa Gesù come luce. Ma non fa solo questo.
il Salmo 119, il salmo più lungo, il capitolo, scusate, più lungo della Bibbia, ha un versetto che è molto conosciuto, è il versetto 105, che dice così: la tua parola è lampada per il mio piede e luce sul mio cammino. Gesù come luce non ha solo lo scopo, non ha soltanto questa capacità di far scomparire, di dissipare le tenebre della nostra vita. Gesù come luce ha la capacità di guidarci sul cammino. Gesù è quella lampada, perché Gesù è la parola di Dio. Abbiamo letto prima, in principio era la parola. E qua leggiamo ancora: la tua parola, Signore, è lampada per il mio piede, è luce sul mio cammino. La parola di Gesù, Gesù come luce, ha la capacità di guidarci sul sentiero giusto. La parola di Gesù e Gesù come luce hanno la capacità di illuminare il nostro cammino affinché noi non inciampiamo. Non pensate che inciampare nella vita cristiana è qualcosa di normale. Tutti dicono: ma tutti siamo peccatori. Anche la Bibbia lo dice, non c'è un giusto neppure uno. Ma non è per forza così. Non è che perché tutti siamo peccatori noi dobbiamo per forza peccare. Non è che perché tutti siamo umani noi dobbiamo per forza sbagliare. Non è così. Altrimenti che senso avrebbe una luce sul nostro cammino? Una luce per impedirci di cascare. Pensate che la luce di Gesù non sia abbastanza potente da non farci vedere l'ostacolo sul nostro cammino? È abbastanza potente per farci vedere l'ostacolo. Gesù è abbastanza potente da non farci inciampare. La sua parola, i suoi precetti, i suoi consigli, le sue guide sono abbastanza potenti da permetterci di vivere una vita in piena santità. Nella Bibbia c'è scritto che Dio è santo, santo, santo. Una santità che per noi sembra irraggiungibile, ma allo stesso tempo Dio ci dice: siate santi come io sono santo. Se Dio ci fa un invito come questo, vuol dire che la santità, la vera santità è possibile anche per noi. Ma come possiamo raggiungere questa santità? Solo se noi seguiamo la luce sul nostro cammino. Quella luce che è così potente da farci vedere ogni ostacolo, da farci vedere ogni pietra che potrebbe farci inciampare, da farci vedere ogni buca, da farci vedere ogni errore che noi possiamo fare, da farci vedere ogni peccato che noi possiamo commettere, da farci vedere ogni vizio in cui stiamo vivendo, da farci vedere ogni situazione nella nostra vita, che sia nella vita familiare, che sia nella vita lavorativa, in qualsiasi tipo di ambito. La luce di Gesù ci può mostrare dov'è la parte buona e dov'è la parte sbagliata. Se noi decidiamo di seguire quella luce, perché la scelta è nostra. La scelta è nostra. Gesù illumina, e una volta che illumina, noi sappiamo se andiamo a sbattere contro la pietra oppure no. E quindi la scelta è nostra di andare a sbattere oppure no. Se noi andiamo a sbattere, la scelta è nostra. Ma attraverso questa luce noi vediamo questi inciampi, noi vediamo questi ostacoli sulla nostra strada. E se noi decidiamo di non andare addosso a questi ostacoli, noi allora lì sì che potremo vivere una vita di vera santità. Noi allora lì sì che potremo essere santi come Lui è santo. Qual è questa luce che ci permette di vedere questi ostacoli? La parola di Dio ci permette di vedere questi ostacoli, ma non solo la parola di Dio, Gesù, l'esempio di Gesù ci permette di vedere questi ostacoli. Abbiamo fatto una riunione con un leader della nostra chiesa recentemente e parlando con questo leader ci stava raccontando, ci stava dicendo che quando uno dei suoi liderati faceva qualcosa di sbagliato o era davanti a una scelta, il nostro leader gli chiedeva: prova a pensare come Gesù avrebbe agito in questo momento. Come Gesù avrebbe agito se fosse al posto tuo.
Questa è la luce sul nostro cammino, l'esempio che Gesù ci ha dato. La parola di Dio, sapere come Gesù agiva in ogni situazione, è luce sul nostro cammino. Gesù come luce non solo toglie le tenebre dalla nostra vita, ma ci guida sul sentiero che è il sentiero buono, che è il sentiero di Dio. La terza cosa che Gesù come luce fa nella nostra vita è forse quella che è più importante. Gesù rivela. Rivela che cosa? Sì, lo Spirito Santo, Gesù, che poi sono la stessa cosa, ci danno rivelazioni, ci danno profezie, ma non è questo che intendo. Gesù rivela le nostre azioni. C'è scritto nella Bibbia che un giorno tutte le nostre azioni saranno rivelate, anche quelle brutte, anzi soprattutto quelle brutte. Quindi quando tu sei da solo nella tua oscurità, non pensare che nessuno ti stia vedendo. Gesù e la sua luce ti stanno vedendo, e un giorno le tue azioni saranno rivelate, e quel giorno passerai una vergogna gigantesca, perché dirà tutto quello che hai fatto, tutto quello che starai facendo. Ma ciò che Gesù ci rivela, che è ancora più importante, è che Gesù ci rivela Dio. Gesù ci rivela Dio. Attraverso Gesù noi possiamo conoscere Dio. Un giorno uno degli apostoli disse a Gesù, era Filippo, disse a Gesù: Gesù, mostraci il Padre, mostraci Dio, e questo ci basterà. E Gesù gli risponde: Filippo, da tanto tempo che camminiamo insieme e tu ancora non mi hai conosciuto. Chi conosce Gesù conosce anche il Padre. Gesù ci rivela chi Dio è. Cito il nostro fratello Giacomo, che più di una volta dice: Gesù è l'immagine visibile di un Dio invisibile. Questo è quello che Gesù è. Gesù è l'immagine visibile di Dio. E quando noi conosciamo Gesù, conosciamo Dio. Gesù come luce rivela l'esistenza di Dio. Ma la cosa più bella, secondo me, la cosa più incredibile di questo secondo io sono di Gesù, oltre a tutte queste cose fantastiche che fa nella nostra vita, questa luce, la cosa più incredibile è che, a differenza di tutti gli altri, io sono. Questo è l'unico che ha una particolarità, e una particolarità non indifferente. Abbiamo detto che in Giovanni 8:12 Gesù dice: io sono la luce del mondo. Ma in Matteo 5:16 Gesù ci dice: voi siete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Pensate che pazzia. Gesù dice: io sono la luce del mondo, e poi in un altro testo dice: voi siete la luce del mondo. Non è qualcosa di incredibile? Gesù ci mette sul suo stesso piano. Se poi ci ricordiamo che Gesù è Dio, Dio ci mette sul suo stesso piano. Dio ci dice: ciò che io sono venuto a fare qua sulla terra è essere luce. Oggi voi dovete farlo. Oggi voi dovete essere luce. Cos'è che dobbiamo fare noi come luce? Le stesse cose che fa Gesù come luce. Togliere le tenebre nella vita delle persone, essere guida per la vita delle persone, rivelare Dio nella vita delle persone. In che modo possiamo fare queste cose? Ci sono tanti modi, ci sono tante cose che noi potremmo fare. Voglio separarne oggi qualcuna per farci capire come agire e essere veramente luce del mondo, come Gesù è luce del mondo. La prima cosa che noi dobbiamo capire è che noi dobbiamo consegnarci a Gesù, perché essere luce del mondo non è per noi, è per la gloria di Dio. Essere luce del mondo, essere guida per le persone, togliere tenebre delle vite delle persone, rivelare Dio nella vita delle persone, non è qualcosa che facciamo per noi, è per Dio. È per Dio. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare è consegnare la nostra vita a Dio. È consegnare la nostra vita a Dio. La seconda cosa che dobbiamo fare per essere luce
è essere esempio. Un grande predicatore evangelista, Billy Graham, disse così: noi siamo le Bibbie che oggi il mondo legge, noi siamo le prediche che oggi il mondo ascolta. Il nostro esempio oggi vale come una lettura della Bibbia, il nostro esempio oggi vale come una predicazione. Se noi vogliamo essere luce, noi dobbiamo essere esempio. È molto facile da intendere. Ci sono tanti genitori oggi qua, ma penso che anche per chi ancora non ha figli, questo esempio che voglio fare è una cosa molto semplice da capire. I genitori sono uno specchio per i figli. I figli guardano i genitori e si specchiano in loro. Forse avevamo già detto, non mi ricordo, un po' di tempo fa, non mi ricordo neanche perché avevamo chiesto a Benjamin che cosa volesse fare da grande. E Benjamin risponde: mi piacerebbe fare il calciatore, ma tanto lo so che mi toccherà fare il pastore. Come fosse una disperazione. Un destino segnato. Perché ha risposto così? Perché per i bambini i loro genitori sono uno specchio, sono ciò in cui si riflettono, sono il loro esempio più grande. Quindi pensiamo a una cosa molto semplice: se un genitore beve molto frequentemente e suo figlio lo vede che beve frequentemente e prega molto raramente, che cosa il figlio prenderà dal genitore? Se un genitore dice parolacce frequentemente e raramente il figlio lo vede leggere la Bibbia, che cosa il figlio prenderà dal genitore? Prendiamo un esempio per noi cristiani che è molto molto pratico. I nostri figli ci vedono andare in chiesa appena una volta a settimana. Ma quante volte ci vedono fare cose che non vanno bene? Quante volte? Quante volte ci sentono dire parole di lamentazione? Quante volte ci sentono dire parole di maledizione verso quello che ha parcheggiato male davanti a casa nostra? Quante volte ci sentono litigare in casa? Quante volte ci sentono fare cose sbagliate? Quante volte ci sentono dire una piccola bugia a qualcuno? I nostri figli assorbono tutto questo e noi andiamo in chiesa una volta a settimana. E tutto il resto dei giorni che cosa facciamo? Ho citato la settimana scorsa una frase del presbitero Fabiano, voglio recitarla perché mi è piaciuta molto. Ogni minuto che i nostri figli non passano con noi lo passano col mondo. Io sto parlando di figli, ma i figli non sono soltanto i nostri figli carnali, abbiamo figli spirituali in questo mondo. Chi sono i figli spirituali? Ogni persona con cui noi siamo in contatto, ogni persona che noi cerchiamo di evangelizzare, anche con una piccola parola. Nel momento che noi iniziamo a evangelizzare una persona, chiunque essa sia, questa persona diventa il nostro figlio spirituale, perché già questa persona ci etichetta come credenti. E da quel momento ogni nostra azione sarà assorbita da questa persona. E che cos'è che queste persone assorbiranno? Qual è l'esempio che noi daremo? Per essere luce nel mondo, noi dobbiamo avere un buon esempio. Noi dobbiamo essere di esempio. La terza cosa che è necessaria per essere luce del mondo è qualcosa che Dio mi ha parlato forte proprio in questa settimana, attraverso un video che ho visto, e voglio replicarvi questo video. C'era un predicatore molto famoso contemporaneo, Paul Washer. È un predicatore missionario, ha fatto missione per molti anni nello stato del Perù. E un giorno un giovane seminarista gli telefona e gli dice: pastore, io vorrei venire con te a fare missioni in Perù. Va bene, gli dice questo Paul Washer, questo pastore. Veramente, pastore, io voglio consegnare la mia vita alle missioni, voglio venire in Perù con te a portare il Vangelo, a fare missioni. Va bene, parlami un po' dei tuoi studi teologici, parlami un po' della tua teologia. No, pastore, la mia teologia non è il mio forte, però voglio venire a fare missioni. Non c'è problema. Dimmi dove hai studiato teologia, qual è la tua preparazione per predicare. No, non è che io predico, non ho studiato teologia, ma voglio consegnare la mia vita al Perù, voglio consegnare la mia vita per le missioni. A questo punto il pastore gli risponde: guarda, il Perù non ha bisogno della tua vita, il Perù ha bisogno di Dio. Se tu vai lì ma non sai come predicare il Vangelo, se tu vai lì ma non hai conoscenza della parola di Dio, stai a casa, perché di dottori già ce ne sono, di persone che prendono cura già ce ne sono. Ma a chi serve il Perù? Sono persone che portino Dio. Se noi vogliamo essere luci in questo mondo, noi dobbiamo portare Dio. In che modo noi possiamo portare Dio? Conoscendo prima noi chi è Dio. Noi dobbiamo conoscere la parola di Dio, noi dobbiamo studiare la Bibbia, noi dobbiamo leggere quotidianamente la Bibbia, noi dobbiamo riflettere, meditare sulla parola di Dio, perché per essere luce di questo mondo noi dobbiamo conoscere da chi viene la luce. A questo mondo non servono persone che prendono cura di altre persone. Già ci sono dottori, già ci sono medici, già ci sono badanti, già ci sono infermieri, ci sono persone che fanno questo lavoro. A questo mondo serve Dio. E noi oggi siamo stati chiamati a essere luce del mondo per portare Dio a questo mondo. Per portare Dio. Siamo già verso la fine, voglio lasciare l'ultima di queste qualità, di queste necessità che noi dobbiamo avere per essere luce del mondo.
E dicendo quest'ultima io vi porto un altro io sono di Gesù. In Giovanni al capitolo 15, versetto 5, dice così: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. La quarta cosa che dobbiamo avere per essere luce del mondo è dimorare in Dio. Noi dobbiamo dimorare in Dio. E Gesù si presenta a noi con il terzo io sono che noi andiamo a scoprire, dicendo: io sono la vera vita, io sono la vita e voi siete i tralci. Dimorate in me e io dimorerò in voi, perché chi dimora in me porta molto frutto. Essere luce non è altro che portare frutto. Questo è essere luce. E noi siamo stati chiamati per questo. La nostra vita si riassume in questo, si riassume nel portare frutto. Perché? Perché in questo è glorificato il Padre mio, dirà poi Gesù, che voi portiate molto frutto e che il vostro frutto rimanga. Noi non siamo stati chiamati per portare un frutto che poi sparisce. Noi siamo stati chiamati per portare un frutto che rimanga. In che modo noi possiamo portare un frutto che rimanga? Ho partecipato a tanti eventi in cui veniva un predicatore famoso, un gruppo di lode conosciuto, e la chiesa si riempiva e il giorno dopo la chiesa era vuota. Questi non sono frutti che rimangono. Quando qualcuno fa un evento e a questo evento partecipano 300 persone, non pensiamo queste 300, 1000, 10.000 persone sono stati frutti per il regno di Dio. Non sono stati frutti. Dio vuole che noi portiamo frutti che rimangano. Un giorno Gesù raccontò una parabola dicendo che il regno di Dio è come un pescatore che va a pescare, getta una grande rete in mare, e da questa rete raccoglie tantissimi pesci, tantissimi pesci. E poi sapete cosa fa Dio con questi pesci? Alcuni, quelli buoni, li tiene, e quelli invece che non sono buoni li getta. Non serve fare cose per richiamare tante persone, tanti pesci, se poi la maggior parte di questi pesci vengono gettati. Gesù ci dice: dimorate in me perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Se noi vogliamo che il frutto che noi portiamo rimanga, deve essere un frutto di cui noi prendiamo cura. Di cui noi prendiamo cura. Non basta portare il Vangelo di Cristo, non basta essere esempi, non basta consegnare la nostra vita a Dio. Ogni frutto che noi riusciamo a recuperare, ogni persona per la quale noi riusciamo a essere luce, ogni persona che portiamo fuori dalla tenebre, sono tutte persone di cui noi dobbiamo prendere cura. Sono tutte persone che noi dobbiamo discepolare. Sono tutte persone per cui noi dobbiamo essere guide, buoni esempi. Sono tutte persone a cui noi dobbiamo insegnare la parola di Dio. Così sì che porteremo un buon frutto e il Padre nostro sarà glorificato. Io sono la luce del mondo, io sono la vite e voi siete i tralci. Queste parole sono parole che devono farci capire che noi siamo lavoratori nella vigna del Signore. Queste parole sono parole che devono farci capire che noi siamo coloro che Gesù ha chiamato affinché fossero inviati per illuminare la vita degli altri. Che noi possiamo prendere questo come un'esortazione nella nostra vita. Che noi già da domani possiamo cominciare a cambiare la nostra routine quotidiana. Che noi già da domani possiamo cominciare a cambiare il nostro linguaggio a casa, nel nostro posto di lavoro. Che noi già da domani cominciamo a cambiare i nostri pensieri, il nostro cuore, per fare sì che ogni persona intorno a noi possa prenderci come esempio. Che noi già da domani possiamo cominciare a prendere la Bibbia, cominciare dal Vangelo di Giovanni se non sai da dove cominciare, e cominciare a conoscere questo Dio, affinché le persone possano essere discepolate attraverso la nostra vita. Perché è necessario, perché al mondo non servono gli uomini, al mondo serve Dio. Amen. Ci alziamo in piedi, facciamo una preghiera, chiamo il gruppo di lode. Prega questa sera per la persona che è di fianco a te. Non voglio fare nessun appello, abbiamo già fatto prima. Credo che Dio abbia portato già cambiamento dove c'era bisogno di cambiamento. Credo che Dio abbia già cominciato ad agire. Anche se noi non percepiamo il risultato della preghiera che prima è stata fatta, non lo percepiamo subito. Dio sta lavorando affinché questa preghiera possa concretizzarsi nelle vite di ognuno di noi. Ma in questo momento io ti chiedo, metti la persona di fianco a te ai piedi di Dio. Metti la tua mano sulla sua spalla, sulla sua testa, sul suo cuore, in base all'intimità che hai con questa persona, e comincia a pregare per lei, perché Dio possa trasformarla come luce nel mondo, perché questa persona possa essere un tralcio che porti frutto e un frutto che rimanga, che Dio possa cominciare a lavorare in noi per cambiare la nostra vita, per portarci a essere più sensibili alla conoscenza di Lui, per portarci a essere esempi per questo mondo, per la gloria di Dio. Cercate di non lasciare nessuno senza una preghiera questa sera, preghiamo tutti quanti l'uno per l'altro. Padre, nel nome di Gesù, io ti prego, Signore, per questa chiesa, Signore, questa sera. Io ti prego per ogni persona, Signore, per ogni fratello, per ogni sorella che questa sera ha sentito, Signore, la tua parola, Signore. E io ti chiedo, Signore, che tu possa cominciare a sensibilizzare, Signore, i nostri cuori verso quello che è stato predicato. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi venga a stupirsi, Signore, a stupirsi con questa cosa meravigliosa che hai fatto, Signore, perché come tu ti sei chiamato luce del mondo, così oggi tu chiami noi luce del mondo.
Signore, che noi possiamo prendere questa responsabilità che Tu ci hai dato e la possiamo prendere seriamente, Signore. Che noi possiamo cominciare a cambiare veramente le nostre vite per essere esempi, Signore, di fede. Che noi possiamo cambiare le nostre vite per venire a conoscerti di più giorno dopo giorno, immergendoci nella Tua parola. Non, Signore, per un vanto, Signore, non per una questione personale, ma per portare la Tua parola in tutto il mondo. Perché noi come luce dobbiamo rivelare chi è Dio e noi lo possiamo fare. Io credo questo, noi lo possiamo fare. Io ti chiedo, Signore, che ogni tralcio che è qua, Signore, possa essere un tralcio che porti molto frutto e un frutto che rimanga. Signore, dacci questa capacità di accudire, Signore, le Tue pecore. Dacci questa capacità di accudire i Tuoi figli, affinché, Signore, il regno di Dio possa crescere attraverso di noi. Che sempre, Signore, sia per la Tua gloria. Che sempre, Signore, sia per mezzo di Te, Signore. Perché sappiamo che a questo mondo noi non serviamo, a questo mondo servi Te. Per questo io ti chiedo, Signore, secondo la Tua volontà, dacci la capacità di portare il Tuo nome in tutto il mondo, la Tua luce a ogni gente. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen. Chiami sulle acque dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò, e al tuo nome chiamerò, oltre le onde guarderò. Se crescerai soltanto in te confiderò, perché sei mio, sono tuo. Tu mi chiami sulle acque dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò, e al tuo nome chiamerò, e tra le onde guarderò. Se cresce rimane soltanto in te confiderò, perché sei mio, sono Santo Spirito Dio, tu hai la libertà di guidarci in tutto ciò che facciamo, perché noi ci fidiamo di te. E a una sola parola tua noi usciremo dalla barca e faremo quel passo di fede in direzione a te, perché di te ci fidiamo. Ci muoviamo sotto la tua direzione, sotto la tua parola, noi camminiamo sulle acque. Dichiara: guidami, guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque, dimmi dove. Alza la tua voce, dichiara: guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami, perché di te io mi fido. Sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza.
tuo nome, Chiara. E al tuo nome chiamerò, e oltre le onde parlerò. Se cresce il mare, soltanto in te confiderò, perché sei Dio, ci sono tu. applauso per concludere il nostro culto di questa sera. Amen. Alleluia. Ci sono stati compleanni da festeggiare nell'ultima settimana? Caterina, giusto? Prego Caterina, benvenuta. C'è qualcun altro che sta cercando di evitare la punizione? Bene, allora prima di terminare questo culto stendiamo le nostre mani verso di lei. Tu che credi che nelle tue mani c'è potere di benedire, in questo momento prega per la vita di Caterina, per questo nuovo anno, che Dio l'ha concesso, che possa essere un anno pieno di gioia, un anno pieno di pace e salute. Padre, nel nome di Gesù mettiamo questa sera davanti a te, Signore, questo nuovo anno di questa tua figlia, Signore. Ti chiediamo, Signore, secondo la tua volontà, di riempirlo, Signore, di ogni gioia, di ogni bontà, di ogni prosperità, Signore, che tu hai già preparato per lei. Dalle, Signore, serenità, Signore, e il meglio, Signore, che tu hai, Signore, per lei, per la sua vita e per la sua casa. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data.
Katia e Giuliani stanno già apparecchiando qua, quindi vuol dire che c'è pronto da mangiare. Non andate via, state qua, viviamo un momento di comunione, e se potete fermatevi per il nostro worship pray. Per il resto, che Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, che Dio possa benedire le nostre case, le nostre vite, le nostre famiglie, donando ogni gioia, donando ogni serenità, portando amore, unione, portando la sua pace in mezzo a noi. E che l'amore di Gesù Cristo, che la grazia di Dio e che lo Spirito Santo con la sua comunione siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen.